Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo. Presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impeppata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì, proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max B. Signor Sindaco, la posizione dell'amministrazione comunale in merito a questa paventata idea da parte del prefetto di trasformare l'ex caserma Cantore in un hub centro di accoglienza. Beh, la posizione è chiara e netta ed è di contrarietà ed è anche stata motivata. Innanzitutto diciamo che si tratterebbe di un luogo dove verrebbero ospitati i cittadini extracomunitari per le quarantene, i cittadini che vengono individuati sul territorio della regione, in questo caso, devono essere messi in quarantena per ragioni di sanità e di sicurezza pubblica. Noi comprendiamo questa necessità di mettere in quarantena le persone proprio per evitare, per minimizzare i rischi di diffusione del virus. Ciò che invece non condividiamo è innanzitutto il modo e gli effetti che sul territorio avrebbe questo provvedimento. Perché? Perché noi come Comune di Tolmezzo innanzitutto siamo sempre stati a favore di per tutela stessa della dignità dell'essere umano, per una accoglienza di qualità. Per quello abbiamo fatto un progetto SPRAR da anni e siamo sempre stati leali con lo Stato e col Ministero. Adesso ci vediamo arrivare una situazione che peraltro io penso anche per la dignità stessa dell'essere umano, insomma, non sia il massimo, 160 persone ipotizzate come massimo nelle tende all'interno della caserma Cantore, in un luogo dove, ricordiamo, un luogo che ha un alto valore simbolico, perché lì c'erano le truppe alpine spostate in pianura, senza nulla avere contro la pianura, ci mancherebbe, non si fanno qui battaglie di territorio, ma le truppe alpine sono come la nostra stella alpina, ebbi a dire quando le spostarono che è come prendere la stella alpina e trapiantarla in pianura, e ci è venuto a mancare un pezzo importante numericamente e qualitativamente di questa comunità, che si traduce in meno persone, meno nati, meno gente che va a scuola, quindi impoverisce la comunità. Ci hanno tolto il tribunale, ci hanno tolto la caserma, insomma lo Stato, quando si è trattato di togliere, non si è fatto problemi alla montagna. Adesso che ha bisogno di trovare un luogo, ripetiamo che è necessario sicuramente per la sanità pubblica, anche per la dignità di ogni essere umano, per fare le quarantene, si ricorda che c'è la montagna, in un luogo che, ricordiamo, ci è stato inibito per anni, perché dovevamo ospitare la giornata del FAI, del Fondo per l'Ambiente, non si può entrare perché non è agibile. Portarci le scuole a vedere il Palazzo di Nussio, Vingita, non si può perché non è agibile, e adesso tutto in un colpo invece d'emblée si può occupare la caserma per questa attività. Quindi, ripeto, il nostro no è convinto proprio perché la montagna non può essere così ignorata e ricordata solo quando fa comodo. Resta sul terreno il problema delle quarantene dei cittadini extracomunitari che vengono rintracciati sul nostro territorio, che è un problema da risolvere, e noi siamo sempre stati a fianco dello Stato nel farci carico di quello che serviva per risolvere ogni tipo di problema. Però in questo caso diciamo no per i motivi che ho spiegato. Certo. Senta, per concludere, è un po' un classico italiano, no? Armiamoci e partite alla fine, no? Ma insomma, sì, potrebbe essere una chiave di lettura anche questa. Ciò che io adesso
mi sono confrontato, ho ricevuto diversi messaggi, chiamate anche dai sindaci della Carnia, perché io l'ho posta come un problema davvero montano. C'è la solidarietà della Carnia su questo tema. Il prefetto incontra il sindaco, incontra adesso anche i capigruppo del Consiglio Comunale. Vedremo se come Consiglio Comunale riusciremo a elaborare un documento poi da estendere agli amministratori della nostra montagna per dire: caro Stato, siamo sempre stati presenti. Lo ricorda anche il senatore Gortani, che venne da questa terra e nell'Assemblea Costituente fece inserire l'articolo 44 della Costituzione, che cita la montagna come luogo da tutelare, e già allora nella Costituzione diceva: la montagna dà tanto, dava soldati, dà solidarietà. In questo momento, quando succede qualcosa altrove, un terremoto, una calamità, subito partono i nostri volontari a fianco dei volontari del Friuli, della nostra regione. Quindi diamo sempre. In questo caso qui pretendiamo una forma di rispetto e di coinvolgimento che, ripeto, non c'è stata. Sappiamo che d'altronde poi il prefetto può, e in questo caso deve, perché è il decreto che glielo dice, individuare degli spazi, ma non in questo caso in montagna. È ufficialmente finita la quarantena dei richiedenti asilo ospitati da oltre un mese presso le strutture dell'ex caserma Cavarzerani. Sono risultati infatti tutti negativi al tampone effettuato dal personale dell'azienda sanitaria al fine di arginare un'eventuale nuova diffusione dei contagi da coronavirus. Resta tuttavia risolto il problema del numero delle presenze e degli arrivi quotidiani in città attraverso la rotta balcanica. L'amministrazione comunale, a questo proposito, oltre ad aver chiesto al governo, in particolare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, una maggiore attenzione alla nostra regione attraverso un più serrato presidio dei confini di Stato, è in costante e collaborativo contatto con la prefettura di Udine nell'organizzazione del trasferimento di una quota consistente di richiedenti verso strutture di altri comuni o di altre regioni. Una trentina di immigrati irregolari sono stati scaricati questa mattina da un furgone nel parcheggio antistante la casa di riposo e la stazione ferroviaria di San Giovanni a Natisone. In pochi minuti il gruppo si è diviso. Un gruppetto formato da una decina ha proseguito a piedi verso Udine lungo la strada regionale 56, ma sono stati rintracciati e fermati dalla polizia nei pressi di Manzano. Altri 4 bloccati, sempre dagli agenti delle volanti, nel piazzale della stazione ferroviaria di San Giovanni, mentre il resto ha cercato la fuga lungo la linea ferroviaria, bloccati nei pressi di Butrio. In quest'ultimo caso la circolazione dei treni è stata interrotta tra le stazioni di Udine e Gorizia, in entrambi i sensi di marcia, causando gravi disagi per gli utenti in transito fino a fine delle operazioni. Si tratta di afghani e pakistani entrati clandestinamente in Italia dalla Slovenia, dopo essere giunti nella ex Repubblica Jugoslava attraverso la rotta balcanica. Dopo gli accertamenti di rito in loco sono stati caricati su dei pullman e trasportati al centro di primo soccorso per tamponi anti-Covid in via Chiusaforte a Udine, in attesa del trasferimento nei centri di accoglienza preposti. Per quanto riguarda il furgone, si stanno vagliando le immagini di videosorveglianza delle telecamere per risalire al numero di targa e al passeur. Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachili a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impepata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè, il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max B.